Buongiorno amici, ci troviamo sul ponte di Avons e adesso gireremo a destra e vi porterò a vedere una chiesetta molto bella, la chiesetta della Madonna del Ponte. Arriveremo a Verzeglis, quindi saliremo per qualche centinaio di metri e poi scenderemo lungo una bella discesa molto scorrevole e veloce e arriveremo alla chiesetta della Madonna del Ponte e ve la farò vedere perché è molto carina. Partiamo! Ha finito di piovere da poche ore, quindi l'asfalto è un po' bagnato ancora dove non è arrivato il sole. Invece dove è arrivato il sole si sta bene, sia come temperatura sia come condizione stradale. Eccoci che ci avviciniamo a Chiaulis. Anziché girare a destra per entrare a Chiaulis, noi continueremo dritti verso Chiaicis e Inti Sans. Ecco amici, sono un po' in affanno, siamo intorno all'8-9% di pendenza. Quel tratto di strada in cui lavoravano l'ho fatto in apnea perché c'era una puzza di scarichi, di fumi e quindi adesso sono un po' in affanno. La pendenza aumenta, ma il bello del ciclismo è proprio quello. Adesso siamo quasi al 10% e noi continuiamo. Entrate a Chiaicis, alle spalle potete vedere la chiesa e a breve, se gireremo a sinistra, arriveremo al lago di Verzeglis, che però ho già visitato nel mio precedente video, per cui noi continueremo dritti. Ecco, se girassimo di qua arriveremo al lago di Verzeglis. Come detto, noi proseguiamo dritti. Se proseguiamo dritti arriviamo a Sella Chianzutan, un bel luogo dove una volta si sciava e andava a sciare molto. Negli ultimi anni purtroppo ha fatto poca neve, per cui gli impianti sono sempre rimasti chiusi, però è veramente un bel posto, magari un giorno vi ci porto. Invece di qui arriveremo a Villa di Verzeglis, qualche saliscendi e poi arriveremo a Villa di Verzeglis. Come avete potuto vedere, quella strada è chiusa a causa di lavoro in corso, allora noi faremo una strada secondaria, sperando di non perderci perché sono passato solo una volta per queste stradine interne. Ecco, praticamente l'inizio del cantiere era 100 metri più indietro rispetto a dove siamo adesso. Proseguiamo per il nostro cammino. Giriamo per Villa di Verzeglis. Si poteva arrivare anche per l'altra strada girando a destra, ma noi andiamo per questa. E le case che vedete sono quelle del comune di Villa Santina e della frazione di Invillino. Ed eccoci amici, stiamo per transitare su un ponte e dietro questo ponte c'è la chiesetta. Indovinate un po' come si chiama la chiesetta? Ovviamente della Madonna del Ponte. Eccola qua. Dunque, le chiesette che troviamo sparse qua e là tra i prateri e boschi della Carnia hanno per lo più origine votiva. I nonni più vecchi di Invillino raccontano che quando il tagliamento era un fiume ricco d'acqua ed impetuoso, i tronchi degli alberi tagliati nei boschi dell'Alta Carnia venivano gettati nelle sue acque e trasportati in questo modo fino alla Tisana.
Uomini esperti del mestiere le accompagnavano lungo il tragitto su zattere per controllare che non restassero incagliati e che tutto il materiale arrivasse integro a destinazione. Ebbene, proprio nei pressi della Madonna del Ponte, il fiume formava un vortice molto pericoloso, nel quale spesse volte perdevano la vita i poveri chatars, ovvero i boscaioi zatterai. Per ottenere aiuto e protezione dalla Vergine fu costruita una piccola cappella e, come si racconta, da quel momento in poi non ci furono più morti in questo tratto di fiume. Per questo motivo la bella immagine della Madonna del Ponte venne considerata miracolosa ed attirò sempre più devoti da tutti i paesi del circondario. Nel 1834 fu costruita l'attuale chiesetta adiacente alla cappellina, trasformata in sacrestia. Anche ai nostri giorni, come nel passato, molte persone vengono a pregare in questa chiesetta per chiedere grazie ed aiuto alla nostra Mamma Celeste. I numerosi quadretti che erano appesi alle pareti, gli ex voto, ci dicono come spesse volte queste preghiere non siano state vane e come il cuore amoroso della mamma che ci ha lasciato Gesù sia sempre attento ed aperto ai bisogni di tutti i suoi figli. L'immagine della Madonna posta ora sull'altare è solo una fotografia. Il quadro originale del 1700, e questo ci può indicare forse l'epoca di costruzione della primitiva cappella, venne rubato nella notte tra il 19 ed il 20 settembre del 2000, insieme a 3 ex voto e a 2 candelabri. E qui c'è l'altare con la particolare forma a M. Adesso lo vedremo da vicino, molto curioso e anche molto bello. Proviamo a fare un giro, andiamo a vedere dietro la chiesetta il paesaggio che si vede, ovviamente c'è il fiume e ci sarà anche una bella vista del ponte. Purtroppo non si può scendere, vediamo se troviamo uno scorcio nel quale insinuare la telecamerina. Niente, non riesco a farvi vedere meglio di così. Un ultimo sguardo al panorama e poi torniamo indietro. Bene amici, vi ringrazio per essere stati con me anche in questo giro. Oggi posso dire chiesetta della Madonna del Ponte, Lucoral è stato qui. Un saluto sui pedali da Lucoral.